Scontro politico in Consiglio regionale tra centrodestra e opposizione sull'opportunità di introdurre in Sardegna l'imposta regionale di sbarco, contenuta nel disegno di legge numero 4 che vede come primo firmatario Antonello Peru di UDC Cambiamo. Un disegno di legge che ieri è stato illustrato in Commissione Attività Produttive alla presenza delle associazioni di categoria, Federalberghi e Confcommercio, che hanno espresso un parere sostanzialmente positivo a patto che vada a beneficio di tutta la Sardegna, e della Confesercenti, che ha sollevato dubbi sulla sua applicazione da parte delle compagnie aeree low cost. Parere negativo è stato espresso invece dal consigliere regionale della Lega Andrea Piras, che ha ribadito la sua contrarietà ad un provvedimento rilevando che il turista va accolto e non gravato di ulteriori tasse. Sul tema Roberto De Riu, consigliere regionale del PD, ha presentato un'interrogazione. Introdurre l'imposta regionale di sbarco, sottolinea il consigliere del PD, costringe chiunque volesse soggiornare in Sardegna per fini turistici ad un esborso di denaro notevole che risulterebbe essere il più alto tra le regioni italiane. Oltretutto impatterebbe in maniera del tutto negativa sull'attività dei coraggiosi del turismo, quei commercianti e artigiani che ogni giorno lavorano per rendere un servizio ottimale a tutte le persone che scelgono la Sardegna come meta turistica. Una scelta simile anni fa nel Regno Unito spinse la compagnia aerea Ryanair a ridurre il numero dei voli dall'aeroporto di Londra del 30%. L'aumento delle tasse può seriamente danneggiare il turismo e l'economia dell'isola, conclude il consigliere De Riu. Per questo è importante sapere quale sia l'orientamento della Giunta regionale e se abbia condotto approfondimenti in merito alla necessità di istituire queste imposte e sulle conseguenze che essa avrebbe sugli arrivi nell'isola.